Dal 31 dicembre potrebbe chiudere i battenti. Parliamo della residenza sanitaria assistita Soggeso di Realmonte, una struttura che quotidianamente assiste dal suo interno fino a 30 anziani o persone che necessitano di assistenza sanitaria continua. Ad oggi ci lavorano ben 15 dipendenti. Ma perché la paventata chiusura? È una realtà che offre un importante servizio ma che deve andare avanti privatamente, dovendo contare solo sulle sue forze, e da 9 anni non è riuscita a ricevere una convenzione pubblica. Ad oggi al massimo vengono accudite circa 30 persone, invece dei totali 80 posti letto a disposizione. In questi 9 anni, con tantissimi sacrifici, abbiamo portato avanti un'azienda che merita di essere valutata per quello che è, perché è una residenza sanitaria assistita che ha tutti i requisiti per essere convenzionata e a tutt'oggi non è possibile. Abbiamo partecipato a un bando di gara nel 2011, ma siamo arrivati terzi. Siccome i posti disponibili in provincia di Agrigento ce ne sono ancora 90 da assegnare, desideriamo che o si faccia lo scorrimento della graduatoria o si assegnano questi posti a chi ha le competenze e anche praticamente la struttura adeguata, abilitata per poter, svolgere questo lavoro. In base al servizio che date, i costi che avete, non riuscite più a sostenere economicamente una struttura che dia questi servizi? Assolutamente no, perché i costi, data l'economia dell'Agrigentino, i costi sono tanti. Le rette non possono praticamente bastare, perché sappiamo tutti che l'economia che c'è non può pagare una retta a una persona con una pensione di 500 euro o l'accompagnamento quando lo si dà non arriva neanche quasi a coprire la retta. Per cui desideriamo che il popolo agrigentino abbia quello che gli spetta, praticamente da parte delle istituzioni che sono preposte a questo, cioè l'assessorato alla sanità, che dia praticamente questi posti affinché loro possano avere quello che è giusto, le cure necessarie e adeguate. Quante persone malate rischiano di essere buttate in strada o a caso, insomma di non avere assistenza, e quanti lavoratori perderebbero il loro posto? Allora, gli anziani che abbiamo in questo momento sono circa 23, quotidianamente abbiamo richieste di ricoveri a cui oggi non possiamo dare risposta, e ci sono i dipendenti che sono 15 regolarmente pagati, perché l'azienda per il sol fatto che praticamente non guadagna, non è che non paga tutti quanti, però non può più sostenere questi costi in perdita. Lavorare in perdita non piace a nessuno, quindi desidera avere quello che sia giusto che gli si debba dare per poter continuare a dare sia assistenza specializzata e anche lavoro pagato.